Scatman's World. Bene ragazzi, ciao a tutti, il comandante veneziano. Dopo 102 anni, 3 mesi e 15 giorni siamo di nuovo su Football Manager, fioi. Siamo qua in Serie B, siamo al quarto posto dopo 13 giornate con 22 punticini. Il Pescara è un po' in fuga, ma possiamo ancora dire la nostra. La prossima partita è contro il Crotone a Lecce Uscita. Allora andiamo a vedere il calendario. Allora adesso abbiamo abbiamo dopo la sconfitta clamorosa col Novara in casa. Abbiamo la trasferta di Crotone, dopo il derby con i mangiagatti vicentini, voglio bene i vicentini, e il Matera. Va bene ragazzi, possiamo fare bene, speriamo. Crotone 14esimo, Lecce Uscita, pretendo 3 punticini irridati. Molto bene. Tattiche. Le tattiche, che devo un attimo ricordarmi la squadra, me non ricordo più una minchia. Allora, abbiamo il buon Popescu a sinistra, Filippo Lora, Faccini, che c'è Cappone a sinistra, Stiolachile, Marche... Vetturini come destro, Marbeta Marchizza, lo possiamo anche piazzare qua, il buon Marchizza, ok. Modola, Piantina, ok, allora io direi, ma devo giocare adesso? No, rinviata la partita per Vicenza per impegni con le rispettive nazionali, ho 12 giocatori impegnati, puttana minchia. Allora, Piantina, proviamo a ridare fiducia a Piantina al posto di un'offerta, ciò. Un'offerta, sì vabbè, ciao. Perché ho giocato come un porco. Allora, aspetta un attimo. Allora. Orsolino. Lo teniamo. Come sta giocando il buon Capone? 6,80. Siamo un po' in difficoltà però, ragazzi. A parte Cutrone che ha 13 partite e 16 gol. Cutrone è una macchina da gol impazzita. Per il resto, invece, Carlos Badal. Abbiamo purtroppo l'altro centrale... che non sta giocando bene in questo momento è coso, Marchizza, che ancora è giovane, probabilmente deve ancora sviluppare qualcosa. Vabbè, io direi di andare, speriamo bene. Dobbiamo assolutamente fare punti a Ezio Uscita, perché si chiama Ezio e anche Uscita. La Serie B è più dura veramente del previsto, non me l'aspettavo con tutta onestà, non me l'aspettavo, Beppe, non me l'aspettavo. E intanto le Venezia in Serie B in realtà io non sopporto, stanno rompendo i coglioni anche in che abbiamo vinto anche la Coppa Italia, che ci stanno aiutando il Venezia, ma io consiglio a sta gente di guardare le stagioni passate del Venezia, che è sempre stato purtroppo, mi hanno sempre rubato qualsiasi cosa al Venezia, cioè veramente. E poi i soldi fanno, ok, abbiamo una buona squadra, però teoricamente doveva il Parma uccidere il campionato, non noi, quindi il Venezia tornerà grande, sì. Vai! Tanto lo dobbiamo far tornare grande noi. E possiamo andare? Grazie. Allora, buona fortuna ragazzi. Dai fioi, dai. Ah, però un po' l'audio, mettiamolo. Vai ragazzi, vai Piantina, svegliati pianta. Siamo a Lecce Uscita, signori. DHT. Vai Piantina. DHT. A quadro, Pippo Melegoni, vai Pippo. Orsolino. Tiro e c'è il gol! Dopo 33 secondi. Abdu. DHT. 1-0. Very compliment. Adesso cerchiamo di tenere perché quest'anno abbiamo perso tantissimi risultati dal vantaggio, Dai ragazzi, su, ho bisogno di questi 3 punti in maniera veramente importante a Crotone. Eccola là, Stojan. Attenti! Mamma mia! Mamma mia che fatica! Bravo Plizza! Dai, la voglio vincere, cazzo. DHT sta crescendo molto bene comunque, adesso vedi espulso. (18 gradi a Lecce Uscita). Dai, fioi. Attenzione, Piantina.
Patrick, vai Piantina, svegliati, cazzo sto torpore. DHT, tacco bellissimo per Patrick, per Pippo Melegoni, per il DH, per A4, per Pippo Melegoni. Scusate, sto caricando, che cazzo succede, Garofalo? Boom! E finalmente Piantina! Boom boom! Finalmente Piantina si sblocca anche in Serie B, puttana miseria. Sto caricando delle robe, per quello ogni tanto c'è un laggus. Continuiamo così, ragazzi, continuiamo così. Alessio Shida. Voglio la vittoria, Alessio Shida. Joao Silva. Attenzione, DHT, porca puttana, proprio lui. Ma puttana troia. Aspetta un attimo, pausa. Allora, fuori DHT che si è fatto male. E al suo posto mettiamo Hilemar, che finora è abbastanza deluso, Doveva essere, diciamo, la stella della squadra, invece ha fatto cagare il cazzus. Poi facciamo così e andiamo avanti. Ok, serriamo le file, ragazzi. Non devono più passare, perché voglio un clean sheet, porca mignotta. Aia, Stojan il porco. Bravo Piantina. Attenzione però, attenzione Ronaldo, Cristiano. Schiavi. Bravo Ilemark, buon recupero, cosa da Cutrone? Vai Patrick, involati! Mamma mia, per poco, bravo Ilemark però. Facciamo qualche cambio. Facciamo entrare Agi per Orsolini. Metteremo Agi dall'altra parte. No, si vede che non è proprio la sua però, Ora mettiamo Capone per Orsolini. E Stulak per uno stanchissimo a quadro. Dai ragazzuoli, però dai ragazzi, su. Voglio il clean sheet. Voglio un bel clean sheet. Vai Pippo. Vai Garo, vai Ile. Vai Cap. Vai Cutrone, missile di Cutrone. Non ci credo, cosa ha preso l'Anni. Cosa ha preso l'Anni? Mamma mia che miracolo. Oggi Cutrone non riesce a segnare, Piantina. Vai Pianta. Capone, fuori. Dai, un bel clean sheet, un bel 2-0 a Crotone, ci sta. Vai Stulak. Yes, buon 2-0 del Venezia. Bene, 3 punti fondamentali. Molto good, perfetto. Ragazzi, anche qua Nicola. Sono disgustato dall'ora in particolare da Nicola, ragazzi, come su PES. Pazzesco quel porco di Nicola. Sì. Guardate i calciatori. Dai, vecchio, su. Sì, molto bel Garofalo, un grande fiori. Peccato di HT fuori contro il Vicenza al Pierluigi Penzo. Gioca Hilemark al posto di DHT, che è via per la nazionale. La stessa cosa anche per Agi. Niente, per il resto la squadra è morta praticamente. Quindi al posto... madonna, al Fofana mettiamo Vitturini. Poi abbiamo al posto di Badal Marchizza. Mamma mia ragazzi, siamo ciappati tanto male, deve giocare per forza Bianchi. Al posto di Pippo Melegoni possiamo mettere il buon Leo Stulak. Ragazzi, sarà veramente dura con tante riserve. Cutrone deve fare gli straordinari. Vediamo di riuscire a portare a casa altri 3 punti fondamentali nella corsa alla Serie A. L'obiettivo comunque è arrivare anche secondi, non andare ai playoff, insomma. Primi la vedo dura il Pescara, lo vedo molto agguerrito, con tutta onestà. O cominciamo un filotto degno, non lo so. Cioè, adesso siamo a una partita in meno, andiamo a 28, il Pescara le vince tutte. Possiamo andare secondi da soli, però il Pescara
Vabbè, pensiamo a sta partita intanto. Vai, derby. No comment. E no comment. Vai, ragazzuoli. Regaliamo ai tifosi una grande prestazione. Pierluigi Penzo. Dai, raga. Orsolini. Vai, Orso. Per Patrick. Patrick. Mamma mia. Gran parata di Vigorito. Però il Venezia c'è. Il derby, gran signori. Contro Magnagatti. Con tutto rispetto, chiaramente. Però noi siamo veneziani. Vai, ragazzi. Vai. Che puttana. Siamo Canareggiotti. Dai. Vai, Stulak. Vai, Cutro. Boom! Patrick! Cutrone! 1-0 Venezia. Grandissimo gol di Patrick. Vai, Garo. Mamma il Garo, piove a Sant'Elena, mamma mia Garo. Che miracolo di Vigorito, Dio Cristo, poteva essere il 2-0. Vittoriani è teso, è Stulak un po' frustrato. Incoraggiamoli. Vai Orso, la vede molto bene per Acquadro. Acquadro la gira per il Garo. Dai Garo, peccato. Orsolino. Boom! Fuori di poco per l'asso. Dai ragazzuoli. Vigorito butta su. Ancora Stulak. Fuori gioco. Ladri. Bravo Plizzarri. Lo stadio è più pieno, però la gente si è affezionata al Venezia del Cume. Finisce il primo tempo. Un buon primo tempo, ma possiamo fare meglio, eh? Dai. Seconda frazione. Dai, 60esimo. È pericoloso l'1-0. Mamma mia, Cutrone è andato. Il problema, l'abbiamo messo KC, abbiamo messo Modulo e Pippo Melegoni. Dai, speriamo di avere infortuni. Teniamo duro, serve 3 punti fondamentali qui Vicentini. Occhio ragazzi, bravo Ilemark, Pippo Melegoni. Vai Piantina, chiudiamola! E gol di Cacia, alleluia! Quarto gol in stagione, grandissimo Piantina che è tornato. Ottimo 2-0, siamo stanchissimi però, dobbiamo giocare tra 3 giorni ancora, mamma mia, sarà durissima adesso, eh. Ilemark, Stulak, Pippo Melegoni, Cacia, chiudiamola ancora di più! Non ci credo, Vigorito partitone comunque. Poteva fare meglio però Cacia. Ok, vai Stulak. Fuori. Mancano 6 minuti più eventuale recupero.
Andiamo a chiuderla, Fiore, prego. Dai, chiudiamola, finiamo qua, non voglio subire gol neanche oggi. È importante per la difesa che ha fatto diversi errori all'inizio. Vai Garofalo, bravissimo per Hilemark. Piantina si è svegliato, Melegoni. Ancora per la pianta, per la nostra pianta. Peccato ancora, Orsolini. Mamma, cosa ha fatto la nostra piantina? Si è svegliata, Fiori. Si è svegliata la pianta, 3-0 e si gode. E si gode. Sì, ci voleva questo, siamo secondi da soli a 3 punti dalla capolista. Si fa pesante il distacco accumulato dal prosesto. Scusate ragazzi, sono abbastanza rincoglionito, io vi chiedo perdono sempre e comunque. Ok. Allora, dove siamo? Sì, beh sì, qua Piantina ci ha fatto il miracolo, ragazzi. Loda giocatore, complimenti per l'ultima partita. Va a cagare. Ah, si incazza anche. Si incazza sto rincoglionito d'uomo. Andiamo per i 9 punti in 3 partite. Speriamo, voglio ottenere ancora Vitturini che ha giocato molto bene, Marchizza. Per il resto è la solita squadra. La squadra è tornata in forma, quindi ci può stare. Io sono dell'idea che se la squadra vince non si cambia, il turnover va bene, ma a livello di fatica ci siamo, come forma fisica e tutto, quindi con Matera, insomma, sembra una trasferta insidiosa, però doveva fare assolutamente punti, contando che il Matera è 15esimo, cioè noi dovevamo vincere, cazzo. Il Pescara, dove gioca? Non gioca. Pescara non lo vedo, vabbè, ciao. Non sono preoccupato, la mia squadra non prende sotto gamba niente, speriamo. Vai, siamo favoriti, dimostratelo, cazzo. Vai raga, si parte, il Venezia viene da 2 vittorie meravigliose. Con Crotone e Vicenza, bisogna continuare la striscia. Quello che finora ha fermato il Venezia è proprio questo, la continuità. Vai Piantina, vai, attenzione Cutro subito, boom 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 boom. Ah, bifolco, chi sei? Bifolco la parata. Vai Piantina. Ci ha preso gusto Piantina, speriamo bene se Piantina mi entra in circolo. Ciao Cutrone invece, Capone invece forse soffre un po' il salto di categoria per il momento. Carbone. Osso ragazzi, occhio. No, che liscio, mamma mia, ogni tanto Marchizza fa ste stronzate. Incoraggiamoli. Non riusciamo a trovare il bandolo della matassa, stiamo giocando di merda oggi. Questo è il Venezia, ogni tanto ste battute d'arresto. Non sono felice assolutamente. Per il momento non cambio nessuno. Papini ragazzi, c'è Papini in campo, con Papini è dura, Bravo Stiulak, ecco. Peccato. Attenzione a Di Lorenzo. Ancora palla purtroppo per il Matera. Leviamole là. Meno male che è fuori. Tra poco iniziamo anche noi con 2 cambi. Vai Plizza, un bel rinvio, spizzata di Cutrone, Eder ancora Cutrone. La voglio così. Niente. Bravo Stulak che recupera 1000 palloni. A quadro, che lo vuole il Bayern, incredibile. Ancelotti lo vuole, Piantina per Cutrone, boom! Ritorna la sede a Cutrone. Ha già 18 gol stagionali Cutrone, è il bug del gioco, Fiori.
Mamma mia, cos'è Patrick? Mamma, cos'è Patrick? Allora, andiamo in vacanza, ciao. Allora, i centrocampisti sono morti. Allora, al posto di A Quadro rimettiamo DHT. Centrocampo comunque, anche Stula che è morto. Al centrocampo bisogna assolutamente... E Pippo Melegoni. Dai che c'è Pippo. Ok. E l'ultimo aspettiamo ancora un po'. Dai, cazzo, bisogna vincere anche questa, fioi. Bisogna vincerla, bisogna vincerla. Leviamo Cutrone, stanchissimo. Ed entra Cacia, che si ritirerà a fine stagione, me l'ha già detto. Ci sta. Vai Bifolco al rinvio. Attenzione, il Matera non mi piace, fa un numero Papini e sbaglia Papini. Se sbaglia Papini è sempre gol. Se sbaglia Papini è sempre gol. Ah, peccato. Bifolco para. Bravo Plezzarre. Vai Pippo. Pippo Melegoni per Garofalo. Vai Garo, vai Garo, vai Garo. No, che errore però. Vedi, sti errori mi stanno sul cazzo. Meno male che manca 2 minuti, speriamo bene. Fischia, arbitro, andiamo a casa, 1-0 sarebbe pesantissimo. 9 punti fondamentali in queste 3 partite. Ilemark. Cacia. Bravissimo. Vabbè, non importa. Fischia, fischia. Bella raga, 9 punti in 3 partite. Finalmente ci siamo. Bella vittoria ragazzi, ben fatto. Non voglio commentare il primo posto, silenzio. Sarebbe bello nel crollo del Pescara, fiori. Sì, grande Plezzarri. Sì, nessuno si incazza. Ok. Molto bene. Vediamo adesso se il Pescara gioca, che voglio capire. La prossima è contro l'Entella, che è messa veramente di merda. Vediamo se gioca il Pescara, se no altrimenti possiamo anche finire qua. Cocea ottiene un prolungamento del contratto, prometto che vuole ritirarsi, quindi cazzi suoi. E un solo grido si alzerà insieme al pacco. Il Pescara quando gioca, voglio vedere in tempo reale che succede. Forse giocano di lunedì al Monday Night. Dai, voglio la sconfitta del Pescara. Vabbè, se passa martedì, vedi, vabbè. Pazienza, raga, sotto il comandone veneziano, il Venezia c'è. Ciao!